Beh, siamo qui anche per dire loro grazie di questo straordinario contributo che danno e daranno alla sanità del nostro territorio, le nostre università pubbliche con cui ho già aperto un tavolo di confronto e con cui stiamo stilando insieme un piano di trattenimento dei talenti, saranno impegnati nel corso dei prossimi giorni a stilare questo progetto che presenteremo e offriremo ai ragazzi occasioni per stare qui in Veneto e soprattutto per quelli ovviamente che hanno a che fare con medicina e professioni sanitarie, per continuare a garantire la salute dei nostri cittadini. Sappiamo che con il DG Bizzarri c'è un discorso aperto, lui ha chiesto personale. Sì, noi dobbiamo anche offrire le migliori condizioni perché il personale possa restare in Veneto e soprattutto possa aumentare, quindi soprattutto su questo abbiamo lanciato un piano di trattenimento di queste figure, anche un piano casa per il personale sanitario, infermieri e medici che possa ovviamente aiutarli nelle spese che hanno durante il giorno e che soprattutto possa garantire loro la necessità e la possibilità di rimanere qui nel nostro territorio. Oltre a questo è assolutamente importante valorizzare un accordo integrativo regionale che tenga conto delle esigenze del personale sanitario e del personale medico e che permetta loro di poter avere una gratificazione maggiore. La fuga dei cervelli preoccupa, Presidente. Beh, è un tema fondamentale che noi dobbiamo assolutamente sviluppare. È anche vero che viviamo in una società diversa rispetto a quella solo di 20 anni fa. Oggi un giovane prende l'aereo con molta più facilità e possiamo dire assume delle esperienze internazionali diciamo anche in maniera abbastanza normale durante la propria esperienza di studi. Oggi tutti gli studenti hanno un'esperienza di carattere internazionale o quasi tutti, quelli che oggi appunto fanno parte delle nostre università, e credo sia anche giusto e doveroso che chi ha un percorso di studi in Italia possa avere un'esperienza internazionale. Quello che conta è poi far sì che questo territorio possa essere attrattivo per trattenere i talenti, per poter attrarre anche figure che si sono formate anche all'estero e che possono venire qui a rendere grande questa terra. Oggi il Veneto ha bisogno di una visione moderna di questo tema e dobbiamo guardare in faccia la realtà e anche vedere come è cambiata la realtà in questi anni.